bimba di 1 anno è morta dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per ore. La piccola sarebbe stata dimenticata in macchina dal papà. L'inchiesta su appalti e corruzione a Venezia, l'assessore Boraso dal carcere di Padova ha rassegnato le dimissioni. Domani l'interrogatorio di garanzia. Non si è presentato in Consiglio Comunale come chiesto dalle opposizioni, ma domani il sindaco Brugnaro dovrebbe intervenire al Consiglio Metropolitano. Alla sera parteciperà all'apertura del ponte votivo per la festa del Redentore. Un imprenditore del calibro di Brugnaro è meglio non faccia il sindaco, la sua carriera politica è finita e ora le opposizioni dovranno giocarsela bene, lo pensa l'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Potrebbe esserci la mano di uno o più sabotatori nell'incidente dei fuochi d'artificio sparati domenica sera a Malamocco con pezzi incandescenti che stanno causando il ferimento di 10 persone, tra cui un bimbo di 10 anni. Falsi appalti nel settore delle pulizie per alberghi e ristoranti in diverse province del Veneto, Venezia compresa, tra le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano la tragedia che si è consumata nel primissimo pomeriggio di oggi a Marconi, in zona industriale. Una bimba di nemmeno 2 anni dimenticata in auto dal papà che doveva portarla all'asilo nido e che invece è andato al lavoro. La piccola è morta a causa delle temperature elevate all'interno della vettura. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Marcona ma anche quella di Mogliano dove la famiglia viveva. E allora ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi insieme a Renato Capoia. Buonasera Anna Maria. Sì, buonasera Francesca, una tragica dimenticanza, la tragedia è avvenuta proprio qui nel parcheggio che si trova alle nostre spalle in zona industriale a Marcon, in questa ditta dove il papà lavora, ditta che si occupa dei sistemi di illuminazione. La ricostruzione erano le 8 di questa mattina quando il papà si è dimenticato di portare la bimba, la figlia di 1 anno che era con lui in auto, all'asilo nido, al centro estivo dell'asilo nido, quindi è arrivato, ha parcheggiato e chiuso l'auto ed è andato a lavorare tra le 13 e le 14 la tragica scoperta con i colleghi che si sono accorti della bimba che era riversa esanime, così sembrava dentro l'auto, quindi hanno subito chiamato il papà che poi ha immediatamente chiamato i soccorsi con i carabinieri e le SUEM. L'ambulanza è arrivata nell'immediatezza, ma per la bimba di 1 anno non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione pare che la bambina, come hai detto già tu Francesca, fosse rimasta chiusa in auto per diverse ore, si parla di circa 6 ore. La bambina è morta a causa dell'altissima temperatura raggiunta nell'abitacolo. Vista anche la giornata molto calda di oggi, erano oltre 35 gradi anche qui a Marcone, 35 gradi che poi sono diventati oltre 50 all'interno dell'abitacolo. Quindi la corsa in ospedale, come dicevo, con il papà raggiunto dalla mamma, genitori di Mogliano assistiti dallo psicologo della ULSS 3 Serenissima, dopo la scoperta che appunto per la bambina non c'era più niente da fare. E da Marcon purtroppo è tutto, la linea torna a te Francesca. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi e grazie a Renato Capoia per le immagini, il racconto di questa terribile tragedia che si è consumata, come detto, in zona industriale a Marcone. Adesso veniamo all'inchiesta su appalti e corruzione a Venezia. L'assessore Boraso dal carcere di Padova ha rassegnato le dimissioni, domani gli interrogatori di garanzia. Ha rassegnato le dimissioni per un fatto di correttezza nei confronti delle istituzioni e anche per essere più libero di difendersi.
L'assessore alla mobilità Renato Boraso ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico e lasciare Ca Farsetti. L'ha reso noto il suo avvocato Umberto Pauro dopo l'incontro nel carcere di Padova, dove è detenuto l'ormai ex assessore. Il legale non ha commentato la scelta, ritenendola un atto dovuto. Oggi hanno depositato i documenti, la procura ha depositato i documenti in cancelleria e quindi ne abbiamo preso copia e quindi è stata consegnata al mio assistito. A Boraso, che è determinato nel volersi difendere, la Procura di Venezia contesta 11 episodi di corruzione, concussione e autoriciclaggio dal 2015 a oggi. Tra questi figura la vendita al ribasso di Palazzo Papadopoli, che vede coinvolti in un altro filone anche il sindaco Brugnaro e il suo capo di gabinetto Ceron. Per l'accusa, Boraso, all'epoca assessore al patrimonio, si sarebbe fatto consegnare 73.200 euro dagli emissari dell'imprenditore cinese di Singapore, con fatture alla sua società Stella Consulting per consulenze inesistenti nel 2017 e nel 2018, cifre poi girate ad altre 2 sue aziende. Domani è previsto l'interrogatorio a Padova. Le indagini stanno continuando. Aspetta l'autorità giudiziaria di individuare quelle patologie ed estirpare eventualmente quelle che sono queste malattie dell'amministrazione, se ci sono queste malattie dell'amministrazione. La Procura della Repubblica sta lavorando, noi assistiamo a quello che è il lavoro dei magistrati. Non si è presentato in consiglio comunale come chiesto invece dalle opposizioni, ma domani il sindaco Brugnaro dovrebbe intervenire durante il consiglio metropolitano, mentre sembra sia confermato che alla sera parteciperà alla tradizionale apertura del ponte votivo per la festa del Redentore. Noi oggi ovviamente siamo venuti in consiglio comunale perché speravamo che la notte avesse portato consiglio il sindaco Brugnaro e che quindi oggi si presentasse a riferire politicamente di quanto sta accadendo. Purtroppo il sindaco continua a nascondersi. Oggi più che mai davanti a quello che sta accadendo, e vorrei sottolinearlo, non è semplicemente un sindaco indagato, che è già una cosa molto grave, non è semplicemente, se così si può dire, un assessore alle carceri purtroppo, ma è tutta la macchina amministrativa, le funzioni apicali della macchina amministrativa che sono state indagate, dal direttore generale al vice capo di gabinetto a diversi funzionari apicali delle partecipate. Questo mai era successo nella storia del Comune di Venezia. Le opposizioni in consiglio comunale, oggi dai toni decisamente distesi rispetto alle proteste ai tafferugli di mercoledì, continuano a chiedere un intervento del sindaco, che aveva annunciato attraverso una nota la sua presenza invece al 9 settembre, dopo la pausa estiva dei lavori dal 1 agosto al 1 settembre. Il sindaco deve venire a riferire, infatti oggi presenteremo le firme perché venga convocato un consiglio straordinario. Ciò non toglie che davanti a un atteggiamento così irresponsabile di un sindaco che non si fa vedere, che non ci mette la faccia, che non dimostra il coraggio di venire a riferire al consiglio comunale e quindi alla città, non ci possono essere che le dimissioni davanti a questo scenario veramente inquietante che si è aperto davanti agli occhi di tutti noi. Dimissioni che Brugnaro al momento non ha alcuna intenzione di dare, come riferito dal suo legale. Sembra però che domani il primo cittadino interverrà nel corso del Consiglio metropolitano a Ca Corner ed è arrivata conferma che sarà anche all'apertura del ponte votivo in occasione della festa del Redentore. Nel frattempo sul sito del Comune si legge la revoca di numerose commissioni che si sarebbero dovute svolgere proprio nei prossimi giorni. Ora la politica deve tornare al governo di questa città e perché ciò accada bisogna andare alle urne. Noi del centro-sinistra abbiamo una piattaforma politica ben definita che va dai temi della residenza, al turismo, dell'economia, dei servizi sociali e quindi siamo pronti a misurarci col giudizio degli elettori e siamo pronti a riportare la fiducia nell'amministrazione, che è la cosa più importante che oggi deve essere ripristinata nella nostra città. Un imprenditore del calibro di Brugnaro è meglio, non faccia il sindaco, la sua carriera politica è finita e ora le opposizioni dovranno giocarsela bene. Queste le parole dell'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari. Con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose e ripeto senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Boraso che da parte di Brugnaro per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha
tanti e così complessi, legittimi interessi da tutelare e da difendere, si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa, come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni, anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni, così come con Renato Boraso, che fu presidente del Consiglio Comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché altra cosa sono le accuse a Boraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Boraso, che si dimostrino infondate. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni, a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere? Insomma, perché onestamente, perché dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno, si andrà a votare nel 25. La carriera, politica di Brugnaro è certamente finita, questo non c'è dubbio alcuno, perché sia il primo a saperlo e riconoscerlo. Non solo per questo, ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo dei moderati, eccetera, eccetera, no? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è giusto che venga fatta chiarezza. E in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda, spero che quanto prima venga fatto chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, come sempre è giusto che paghi, se qualcuno non ha sbagliato è giusto che gli venga restituita anche la serenità. Voltiamo pagina, l'ipotesi di una mano pirata per l'incidente ai fuochi di Malamocco di domenica scorsa e quanto emerge dalle indagini ancora in corso. Potrebbe esserci la mano di uno o più sabotatori in merito all'incidente dei fuochi d'artificio di Malamocco, caduti domenica sera scorsa ad altezza uomo con pezzi incandescenti che hanno causato il ferimento di 10 persone, tra cui un bimbo di 10 anni, dimesso soltanto nelle scorse ore dall'ospedale, dopo le ustioni di primo e secondo grado riportate alle gambe. È una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che non escludono il pirata o i pirati dei fuochi di Malamocco possano aver agito indisturbati da una barca o più probabilmente da un pontone, e da qui che pare possano aver sparato i fuochi pirotecnici a 250 metri dalla riva. Distanza quest'ultima infatti impossibile da raggiungere per i fuochi in questione, per la peculiarità e la specificità degli stessi, vista il raggio di caduta di 80 metri e non di più. A confermarlo anche le analisi degli inquirenti con carabinieri e vigili del fuoco. Attestano come domenica distanza di sicurezza e prescrizioni fossero invece a norma. Si sta continuando ad indagare, puntualizza oggi il prefetto di Venezia Darco Pellos. Ci sono delle indagini in corso, verranno accertate se ci sono delle responsabilità, comunque un episodio negativo nella gestione di eventi di questo genere che ha bisogno di essere approfondito. Dunque è stato davvero un pirata o più umani a sabotare i fuochi di domenica a Malamocco? Gli inquirenti lanciano un appello: contattate le forze dell'ordine se qualcuno fosse in possesso di immagini utili alle indagini, magari girate anche con il drone. Diversamente, se l'ipotesi dei pirati prendesse corpo, gli stessi potrebbero agire nuovamente e potrebbero esserci nuovi feriti o peggio anche delle vittime. Falsi appalti nel settore delle pulizie per alberghi e ristoranti in diverse province del Veneto, tra cui Venezia, tra le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso.
Abbiamo scoperto falsi appalti per 10 milioni di euro nel settore delle pulizie in favore di alberghi e ristoranti, denunciando 3 persone per somministrazione fraudolenta di manodopera ed emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito risparmio di imposte per circa 2 milioni di euro. A pochi giorni dall'operazione della Guardia di Finanza su falsi appalti nel settore del packaging, nuove indagini delle Fiamme Gialle di Treviso che hanno scoperto e bloccato una frode fiscale attuata tra il 2018 e il 2022 mediante falsi contratti d'appalto, questa volta nel campo delle pulizie per alberghi e ristoranti tra le province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Pordenone, Udine e ancora Bergamo, Milano, Monza, Brianza, Varese, Bologna, Firenze, Lucca, Massa Carrara. Attraverso perquisizioni domiciliari, indagini bancarie e le testimonianze raccolte è emerso che gli indagati agivano come amministratori di 12 imprese con sede nel Trevigiano, di cui 10 venivano utilizzate per assumere i lavoratori. Avevano formalmente in pancia i lavoratori, prevalentemente donne di nazionalità straniera, in un numero medio di circa 60 unità. Si limitavano a fornire i lavoratori presso gli alberghi e i clienti. Sul piano però delle fatturazioni, queste 10 imprese emettevano le fatture per le prestazioni dei dipendenti nei confronti di 2 società create ad hoc che si sono interposte tra le appaltatrici a monte e i clienti committenti a valle di questo sistema che abbiamo scoperto. Dalle indagini è emerso che le 10 imprese non hanno mai depositato i bilanci e hanno maturato debiti contributivi e tributari per oltre 1 milione di euro. Dopo un breve periodo sono diventate inattive per poi essere sostituite con altre dalle medesime caratteristiche. Il fine di questa attività di indagine è quello di impedire il proliferare di appalti non genuini, falsi, che sono solo lo strumento per mascherare illecite esternalizzazioni di manodopera. Torniamo alla vicenda di Alex Marangon con la famiglia che ha chiesto l'esame del capello su tutti i partecipanti del rito. Si tratta di un test di ultima generazione che consente di trovare eventuali tracce di sostanze stupefacenti anche dopo diverse settimane. Etanolo, cannabinoidi come hashish e marijuana, cocaina, morfina, metadone, buprenorfina. Sono tante le sostanze che possono essere individuate con il test tossicologico del capello, esame che i familiari di Alex Marangon hanno chiesto venga effettuato su tutti i partecipanti al rituale sciamanico all'abbazia di Vidor. Rispetto agli esami più comuni su sangue e urine, l'esecuzione del test tossicologico sul capello garantisce una maggior finestra temporale, non un dettaglio visto che sono passate quasi 3 settimane da quella maledetta notte. Siccome il tempo passa, noi riteniamo che alcune richieste andassero fatte. Ma la procura vi ha già risposto nel merito della richiesta di ieri? No, nel senso che poi non è neanche detto che ci devono chiamare per dire ok, facciamo il test. Se viene fatto sarà disposto un incarico, lo sapremo, vediamo anche di parteciparci se possibile. L'unico finora sottoposto agli esami tossicologici di rito è stato il povero Alex. Dalle risultanze potrebbero arrivare altri elementi utili. Altro fronte il delirio social che si è scatenato sulla vicenda e che ha portato i soliti leoni da tastiera ad andare oltre il consentito. Anche su questo non si esclude di coinvolgere la polizia postale per preservare sempre la memoria del giovane. Una valutazione tecnica che poi va fatta e sulla quale comunque però stiamo raccogliendo gli elementi, certamente non ce ne stiamo a guardare. Cambiamo completamente argomento. Alla scoperta della tradizione e della qualità dei vini veneziani e dell'entroterra nel vigneto del convento degli Scalzi, il Consorzio Vini Venezia ha rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con le eccellenze enologiche del territorio. Il rapporto tra Venezia e il vino, anzi e la produzione del vino, è molto più intenso e antico di quanto si possa pensare. Se già 2000 anni fa Plinio il Vecchio esaltava le qualità dei vini coltivati lungo la costa veneta, le vigne, anche in laguna, sono proseguite attraverso gli oltre 1000 anni della Serenissima fino ad arrivare ai giorni nostri, come ad esempio tra gli orti di girasoli, lavanda e piante aromatiche dell'antico giardino all'interno del convento dei Carmelitani Scalzi, che racchiude un meraviglioso vigneto. Alle mie spalle
Vedete il vigneto, frutto di un progetto che è nato una decina d'anni fa. Siamo andati nei giardini privati pubblici di Venezia, abbiamo bussato alle case, siamo andati a ricercare quei, ahimè, vigneti, varietà che stavamo purtroppo perdendo. Rinnovando quella che alla 7ª edizione sta oramai diventando una tradizione, il Consorzio Vini Venezia organizza ogni anno proprio in questo giardino un evento dedicato al patrimonio enologico veneziano, Filvenis. Un appuntamento che veste la città di Venezia con una luce nuova. 5 sono le denominazioni che il Consorzio Vini Venezia tutela e promuove da una decina d'anni. La DOC Venezia, dove all'interno troviamo vitigni soprattutto internazionali, il più importante è il Pinot Grigio ma anche il Merlot. E le altre 4 denominazioni, le 2 storiche, l'Isompra Maggiore, quindi ci troviamo nel Veneto orientale, e poi il territorio del Piave. Prima di salutarci in chiusura vi ricordo l'appuntamento di domenica, dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città. Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. Ed è davvero tutto per questa edizione, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.